Ragazzi, incrociamo tutto quello che possiamo incrociare. Se sarà confermata la nostra proiezione che la dottoressa Russo con i suoi uffici ha fatto, noi domani speriamo auspicabilmente che ci sia un passaggio di colore. Il contenimento del Covid c'è. I dati dell'R-Conti lo dimostrano, 1.12, con un'incidenza di 226.8 sotto la soglia dei 250 per 100.000 abitanti. In caso di fascia arancione riapriranno anche le scuole superiori al 50%. Sul fronte vaccini, dalla prossima settimana arriveranno 120.000 dosi di Pfizer da destinare ai richiami, ai soggetti ultrafragili e ai grandi anziani ancora da vaccinare, che sono 100.000. Sabato arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca e entro fine settimana 38.000 dosi di Moderna. Mentre dal 19 aprile arriverà in Veneto anche Johnson Johnson. Per questo mercoledì la regione siglerà un accordo con le farmacie. Intanto è stato attivato il portale regionale per le prenotazioni. Stamane 18.000 persone sono riuscite a prenotare la vaccinazione, ma molte le criticità registrate. 4 o 5 ULS oggi non hanno aperto le prenotazioni perché non avevano vaccini. Qual è stato il problema? Che dovevano bloccare con un banner, che adesso c'è, la prenotazione. Allora chi inseriva il codice fiscale in quell'ULS si vedeva la scritta: lei non appartiene alla categoria che può essere vaccinata, e sotto un'altra scritta che c'è e deve restare: se ritiene di essere invece di avere diritto al vaccino, che ami il numero. Secondo voi cosa è successo al numero? È andato per aria, a 100 linee è andato per aria. Anche il call center con il numero verde unico regionale preso d'assalto dalle chiamate ha creato disguidi all'utenza che non riusciva a parlare con l'operatore. Quando si collega al sito della prenotazione, lei viene indirizzata ad una pagina che dà tutte le informazioni, compreso tutto l'elenco delle malattie fragili, fragilissimi, vulnerabili, che danno diritto ad accedere a quella categoria. Allora, non avendo quella pagina di spiegazioni, molti cittadini hanno telefonato per avere informazioni. Entro oggi le criticità, assicura Flor, saranno risolte.